Essere o non essere? Essere o non essere? To be or not to be? 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 Addio, lo capiglio che... Scusi maestro, mi perdoni. Quale maestro? A mia battuta io mi inginocchio davanti a lei perché lei è il più grande maestro di tutti i maestri. Ma quale maestro? Del teatro di tutto il mondo. Senta, io non sono il maestro. Lei è il grande... No, io ci bacio le mani. Non mi tocchi! Lei è il grande maestro Jaruseschi. Ma quale maestro Jaruseschi? Lei è il grande maestro... Io non sono il maestro. No? No. Io cerco il maestro. E io non sono il maestro. Io sono un attore. Ah. Un attore che aspetta il grande maestro. Lo sto aspettando? Lo sto aspettando. Lo aspetto pure io. Il tempo che ci vuole. Aspetto una settimana, un mese, un anno, tutto tempo che vuole. Ce lo merita. Aspetta. Maria! Che? Maria! Quando che aspetta Cristo? Quando che aspetta? Ma che c'entra? Questo l'ho portato io. Oh, santo Dio. Come andiamo avanti? Come andiamo avanti a pigliare un posto? Ma che dici? Ufficio morre, disgraziato. Ma che sta dicendo? Aspetta, da dove arriva? Arriverà da là? Da là arriverà, io aspetto il tempo necessario. Che sta facendo? Si siede? Si siede? No, hai ragione, madonna mia, mi impressiona queste cose. Oh, santo Dio. Mi fanno impressione queste cose. Prego. Prego. Ci tiene? Poi che fa? Spolvera? Io spolvero? Passa lo straccio? Io passo lo straccio? Passa la cera, lei? Io? Che cosa fa? Lei non è la donna delle pulizie? Ah, io sono la donna delle pulizie. Semmai sarei l'uomo delle pulizie. L'uomo delle pulizie. Ma quale pulizie? Io sono un attore che sta... Lei che cos'è un attore? Un attore che... Lei? Sono un attore che... Lei è un attore? Sono un attore... Lei? Sì. Attore? Sì. Vestito così? No, di solito mi vesto sempre così, quando vai in do chianchiere, quando vai a fare la spesa. Oggi voglio fare una cosa strana. Permette? Prego. Tra! Che non parte? Tra! Proviamo a sappo? Gli svenivo. Senta! Ehi, senta, si ripigli. Che cosa fa? Non siamo visto avuto un calo di pressione. Ma quale calo di non pressione? siamo visto nunca sviene un'altra Ma che volta. cosa dici? Stia abbassato. Senta, non ci mi gira la testa di nuovo. Senta, non mi tocchi. Ha avuto un calo di pressione. Ma quale calo di pressione? Io stavo facendo esercizi. Ma non mi tocchi, ma che schifo. La prossima volta puoi gettare sangue, non tocco, manco se muore per davvero. Ma lei che cosa vuole? Lei chi è? Non mi tocchi, io stavo facendo esercizi, lei mi disturba. Ma se ha avuto un calo di pressione. Ma quale calo di pressione? Quelli erano esercizi di drammatizzazione. Che minchia ne saccio io, non lo so. Per favore, per cortesia, Ma lei da dove viene? Dalle montagne? Che montagne? Io vengo dal paese, sto aspettando il maestro che ci devo parlare. Lei? Sì. Lei sta aspettando il maestro? Sì. Il grande maestro Jaroseschi? Sì. Il più grande maestro regista? Il più grande regista d'avanguardia? Sì. D'avanguardia di teatro contemporaneo? Del più grande regista... Stai aspettando Idro, punto, basta. Calmo, non si innervosisca, Non nervosisco. Stia calmo. Mantenga la calma, vedo che diventa rosso, si innervosisce. No, rosso c'è lei. No, io ho nato così. Lei è un attore. Sì. Attore. Sì. Amatoriale. Amatoriale, che vuol dire? Filodrammatico. Filodrammatico. Un dilettante. Sì, è una corrida qua. Un appassionato. Appassionato. Uno che si diletta. Sì, ma diletta, uno che lo fa per passare. Senta! Sono un attore, punto, basta. No, stia calmo, non si innervosisca, Stia calmo. Lei è un attore. Sì. Strano, perché io a lei non l'ho vista mai. Mi ha visto. Non l'ho vista. E te lei essere buono che mi ha visto. L'ho guardata bene e non l'ho vista. Non mi ha visto. No. Cappellino.
Vende cappelli alla fiera, lei? Venno cappelli, faccio l'attore e venno cappelli. E che fa? Cappellino, giacca. Vende già abbigliamento? Senta, faccio l'attore, che vino? Che fa lei? L'attore insieme! Insieme con chi lo fa? Siete in due che vendete cappelli? Insieme, a televisione! La televisione! La televisione! Io la televisione non la guardo! A me la televisione fa schifo! Ma sta televisione, ma accusata lì, che chi non mi dice sempre sì, un bel... La televisione, ma che schifo la televisione! Ma perché lei c'ha la televisione? Sì, là, a casa. Lei c'ha la televisione? E la guarda? Chi dice, una volta che l'hai, mata lì, no? Quindi l'accende? No, ma giumata no. Mata lì è stutata, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Così mi passa il tempo. Poi quando mi stanco metto lì un fornetto a microonde, e ora mi stai passando serate con la lavatrice che mi stai divertendo. Fa lo spiritoso, lei fa lo spiritoso, la televisione, ma che schifo, io la televisione non ce l'ho, io la televisione non la guardo, a me la televisione fa schifo, ce l'avevo, prima ce l'avevo, la guardavo, la televisione, poi a un certo punto ho detto basta, non ne posso più, ho preso la mia bella televisione, l'ho svuotata e ci ho fatto un acquario. Lei? Io ci devo i palumi, così ogni tanto hai un ovitto fresco, i fa lo spiritoso, lo metto fresco. Io sono un attore. Scommetto che lei non mi ha visto mai. Vinci la scommessa. E perché io non frequento queste platee affollate. C'è una fastidia confusione lei, vero? Io sono di ricerca. Di chi? Sono di ricerca. Ho capito, di chi? Sono di ricerca. Sì, ho capito, chi cerca, chi cerca. Vie nuove, sentieri inesplorati. Allora si fungiaro, vai a fungere. Ma che dici? Perché ci vuole un tesserino ora. Ma come fungi? Ci vuole un tesserino per Ma di che cosa sta parlando? Se ti ferma la forestale senza tesserino ti consuma. Ma quale tesserino? Tesserino? Io sono un attore di ricerca, attore di ricerca. Io sono stato nelle piazze, nelle strade, sui marciapiedi, negli androni degli ospedali, io sono stato nelle carceri. Ti pezzacaro, vero? Ma che cosa? Assegna vuoto, tu hai la faccia di chi accatta, poi firma un foglietto e poi pensa a Dio. Ma che cosa dice? Io sono stato... Perché era la prima volta, per chi sei fuori? Ma che dice? La seconda attacco, ti arrestano. Io sono stato nelle carceri a recitare. A recitare? Assolutamente sì. Nelle carceri? Nelle carceri, nelle strade, nelle piazze, negli androni, negli ospedali, nei sottoscali. Io ho fatto spettacolo negli ascensori, ovunque. Dall'ascensore? Non l'avanti su dire mai. E in dei teatri? Mai. Per scelta. No, perché non ti fanno trasere. No, per scelta. Io sono per un teatro straniero, un teatro di frontiera, i paesi dell'est. Romania, Ungheria, Moldavia, Ucraina. Borderline. Che dopo borderline si fete. Ma che dice? E ora ne vengono qua i borderline che stanno facendo qua. Ma di che cosa sta parlando? Il borderline. Ma lei che cosa ne capisce, lei? Il borderline sono il numero 1 io. Ma chi lei? Ce l'hai 200 euro, ti porto in un borderline che non vedo l'ora di avere un altro 200 per tornare. Ma di che cosa sta parlando? Il borderline. Ma lei non ha capito niente. Ma lei parla, blatera. Io parlavo del teatro di nicchia. Che ti fatto spettacolo Macaro Cambusan davanti ai nicchi? Ma che dite? La prima quando la feci tu, 2 novembre. Ma per favore, la finisca, che schifo. Io sono stato un attore importante, ho fatto una tournée internazionale. Sì? Sì. Ma i teatri l'ha girato? No, nelle piazze, nelle strade, negli androni degli ospedali. Io ho fatto spettacolo negli ascensori. Non l'avanti su dire mai. Ho girato tutti gli ascensori d'Europa io. Spettacolo di India. Io immagino chinichina così, però. Un grande spettacolo, questa è una formula che ho inventato io, l'ascensore. Il mio spettacolo è uno spettacolo forte, Ho girato tutta l'Europa con questo spettacolo. Uno spettacolo di rottura, uno spettacolo di ribellione, uno spettacolo di esasperazione, di forte rottura. Il mio spettacolo si intitolava Rutti. Che è in siciliano? No, in italiano. Allora è Rotti. No, in italiano è Rutti. No, queste cose sono rotte, in italiano, ste cose su Rutti. No, il mio spettacolo si intitola in italiano Rutti. Non può essere, è Rutti. Ma Rutti chi vuol dire? Rutti perché nello spettacolo le battute non ci sono. No, che ci sono? I Rutti.
I rutti... Un grande spettacolo, Uno spettacolo tutto di rutti. Quasi 2 ore meno 10 di spettacolo, 2 ore meno 10 di rutti. Sì, Tutti i seri. tutte le sere. E quante repliche? 280 repliche ho fatto l'anno Che a scorso. 280 seri. Ormai respiri con lo stomaco, non che i polmoni. Non è facile, Certo, tutte le sere. Come fai? Come ti viene? No. Poi certe sere non viene. Sì, io non già facessi. Bisogna aiutarsi. Con bicarbonato. Quale bicarbonato? La tecnica del bicarbonato. La tecnica del bicarbonato. Ma che ne sai? Che cos'è la tecnica? Pigli un cucchiaio di bicarbonato, una volta ogni tanto non ti scocci. Ti metti in mano bottiglia di acqua gassata, forte, a sguazzarì, fuori, questo fuori da scena. Entri in scena. Che fai un'interpretazione a chi da prima fila ci fa la messa via che ne c'è chi capite così. Ma che cosa sta dicendo? Magari il giornale lo fa. Ma lei di che cosa sta parlando? Il rutte, Ma quale rutte? Il bicarbonato ti aiuta. Io parlavo di aiutarsi con l'improvvisazione. Io ho bicarbonato all'improvviso. Ma qual è il bicarbonato? Ma che dice? Ma la finisca il bicarbonato, questi metodi, ma che dice? Maestro, quando viene? L'improvvisazione. Ora ho in mente un progetto nuovo, uno spettacolo ancora più forte. Uno spettacolo ancora più duro, ancora più di ribellione, ancora più di rottura. Oltre i rutti. Siamo oltre, qua siamo oltre, Il mio nuovo spettacolo si intitolerà... Vomito. No, quale vomito? Ma che Oltre i rutti che c'è? No, il mio nuovo spettacolo si intitolerà... Caccole. Caccole. Si può fare in 5 atti. 5. Introduzione, ricerca, aggancio, estrazione, arrotolamento e lancio. Ma che schifo! Ma che dice? Allora, 5 atti. Ma quali 5 atti? Il mio nuovo spettacolo si intitolerà, ce l'ho tutto in mente, si intitolerà Peti. Nel senso di pete, una cosa fa pete. No, quale peti? Nel senso di peti. Abrivedivo di petali di rosa. Quale petali di rose? Peti. Ma peti in che senso? Peti scorregge, va! Un grande spettacolo, già ce l'ho tutto in mente, ce l'ho pronto. Tutto ti scorregge? Sì, guardi, già ce l'ho sistemato, ho pronta già, i primi 40 minuti sono pronti. Anzi, guardi, glieli faccio sentire un attimo. No, un attimo. Non mi fare sentire niente. No, lo voglio, voglio un suo parere. No, non te lo saprei dare un parere perché non me ne intendo. Ma perché è un peccato? No. Mi dispiace. No, perciò già i primi 40 minuti sono già pronti. sono fatti. Pronti, sono già scritti. Sì, già fatti. Sanno a cantare solo, cioè sanno... Le vuole sentire? No, non voglio sentire niente, no. Tu posso dare un consiglio? Sì. Di questo spettacolo, l'ultimo, Peti, replichi dall'ascensore, non ne fare. Perché? Qualche cosa mi dice che finisce a feto. Ma che cosa dice? Ma lei che cosa ne capisce? Lei parla, fa solo chiacchiere lei. Ma scusi, lei che cosa è venuto a fare? Io devo parlare col grande maestro Jaroseschi perché c'hai una testa, un progetto per fare uno spettacolo meraviglioso. Lei? E solo un maestro come lui mi può E che spettacolo vuole fare? Uno spettacolo sopra la Sicilia, sopra i siciliani. Ancora la Sicilia, i siciliani, basta. Cose vecchie, ci vogliono cose nuove, Quali sono cose nuove? Che fai tu? Sì. Rutti e Peti? Assolutamente. Per cortesia. Ma lei che cosa ne capisce? Che parla, non capisce niente. C'è il maestro, Sta arrivando? C'è il grande maestro. Non l'hai visto mai, solo un giornale l'hai visto io.